Buonasera a tutti, vi siete voi tenore le oie di 24 del mese di aprile 2026 di festa democratica in festa, la Friuli, oggi è saliera e questa serana musicale e poi lo sedimo, insomma, una ricordione di campagna, poi fatta un'altra artista puro. Andiamo diretto a vedere come si presenta Sadie, torniamo alla sua videata normale. Eccola qua, eccola lì, riposettate voi, bella luminosa, in fatto poi scatto questo pustone schini volante, in occa a destra, ecco così in occa. E quindi bella via, insomma, ecco, quando si vede il sole preno, infatti se sarà vallo vai non ha, tanto tu la via il sole preno. E casa, eravamo queste cose, insomma, sabato il giorno di prima. Tutto da dire, solo il primo. Intanto di Moscarchinova, ecco, questa vabbè, una plebiscita contro la luce, un pacchetto male, questa fotografia, sul primo del Saspaleggio, che bisogna sul parcheggio di Triella, insomma, seccato, calcolo di battistreppato, ma si schiata, che è andata a finire le gaica, e schiato sono in una posizione nel parcheggio in strana e comunque sia, vabbè, insomma, prima o poi giù sorratelo, eccolo qua, insomma, che l'hanno seccato, ecco, o che lo tirano su tutto, tanto in quello si tratta, oppure lo devono contare. E andiamo a aumentare qualche cosa, ecco, adesso saranno dei zero, saranno a fuoco, bisogna tenore romanzese, non credo si vederne, poi tanto il gruppo del Sabitta, non limitare sul Visticheso, insomma, sommandole poi la bitta minore, insomma, che non è che è abbastanza bravo, insomma, sì, anche spettacolare, insomma, devi mandare una bellissima esecuzione, ma una bella esibizione pure verso il gruppo. Complimenti al suo comitato che ha organizzato una bella festa. Poi viene pure sto ballate voi, sì, bravissimo, insomma, purtroppo registrato la prima parte, poi la seconda parte non più possibile, che insomma tocca di stare a Sarizza e noi a cosa Cratea, che non veniva bene anche a corteare la macchina e quindi si è scatenato questo impedito, non fa chi a tornare a carapicare. Andiamo da innanzi, ecco qua è stato perdito zero un telefono, questo è un telefono del pizzino, chi era tassapato, no, che stava facendo delle visite, vecchie telefonare, ma tocca da questi comunque già pubblicati questi TV, 3, 28, 67, 64, 391 sul telefono e su smartphone, Redmi 13, sì, simile ai gusti, insomma, ecco, niente, colore niente, eccolo qua. Poi, Gallo, andiamo da innanzi, qualcuno ha dimenticato il passeggino in piazza, che veniva scritto da inedito o Cristino minore, insomma, chi era dimenticato potete andare a seguire ritirare e sta curta sa domenica a Timos. Rammentamo sull'appuntamento, questo è il 29 di aprile a Sassari, a Biblioteca Satta, pensiero e azione, il lascito di Giorgio Aspruni a 150 anni dalla morte. Relatori Diego Carlo, Aspruni deputato della Sardegna, essa redazione del Diego, Salvatore Italo Deledda e da Giorgio Aspruni tra due patrie, Giuseppe Puligheddu, Aspruni e Mazzini, questione nazionale e questione sarda. Introduce e coordina Nico Pau. Saluti istituzionali Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti, Natascia De Murta, vice sindaco assessore alla cultura del comune di Nuoro. Ecco i nostri vamos sull'appuntamento a Stroie, che Napoli a 24, ore 16:30 Piazza Sponi, giochi e animazioni per bambini, ore 22 Piazza Sponi, cugini di campagna in concerto, ore 23 voglio tornare negli anni 90 con Paps. Poi il 20 Kimber, salone parrocchiale, serata finale con la tradizionale cena di San Benese Corda e pezza e patate. A tenerci compagnia
canti e balli con il gruppo etnofolco Abbraccio Stentos, estrazione, sottoscrizione a primi. Bene, ecco qua, Abbraccio Stentos, questo bisogna su 20 Kimbe, questo Paps su 20 Bataro, a tardo questo Vigni Zero su 23, e poi vabbè, le cugine di campagna, eccoli qua, i cugini di campagna stasera a Lecche de zero. Bene, andiamo da innanzi, e aumentamos a mezza birra evangelica, che però è sospesa e è tornata a cominciare su 28 martesi e sul bar Caffè Italiano. Andiamo a Unione Sarda, a prima pagina, una vita spezzata, 23 anni, Leonardo Mocci di Villa Cidro, ucciso a Monserrato con un colpo di pistola. Insomma, vai Kirka, qui te l'hanno morto questo poverito. Una serata tra amici, finisce in tragedia, caccia al killer, l'amico, un ragazzo d'oro. Un colpo di pistola al petto, sparato da vicino, la vita di Leonardo Mocci, 23 anni, muratore di Villa Cidro, che lavorava nell'azienda del padre, è finita così nella piazza Settimo Severo a Monserrato. L'allarme è stato dato da una signora che ha visto il corpo per terra, l'amico, un ragazzo d'oro. Ci sono immagini delle telecamere, 12 persone interrogate dai carabinieri. Sanità a rischio baratro, la regione, il PD interventi subito o è la fine. Il PD fa suonare l'allarme in maggioranza, se non si interviene subito la sanità sarda arriverà a un punto di non ritorno, scrive in una relazione che racconta una realtà molto più preoccupante di quella descritta 10 giorni fa da Alessandra Torre, che naturalmente è stessa assessore, mica non lei ha capito tutto, distrutta da cosa. La guerra, nuovo crocifisso dei militari UNIFIL. Gli USA distruggeranno le navi posamine a Hormuz. Affondare qualunque nave posamina nello stretto di Hormuz. Il messaggio di Trump sul social segue di poco quello in cui rivendicava il controllo del canale. Il Papa non posso essere a favore della guerra. I militari italiani dell'UNIFIL donano un nuovo crocifisso dopo che i soldati ebrei l'avevano distrutto. Israele e Libano, un nuovo colloquio su un'ipotesi di tregua alla Casa Bianca. Sinistra e mercato, vabbè, questa non interessa a me, K spartivento, il turismo che vogliamo, eccetera, eccetera. E va bene, andiamo da innanzi, a Nuova Sardegna, eccola qua, a caccia all'assassino di Leonardo, Monserrato, 24 anni di Villa Cidro, ucciso con un colpo di pistola. Interrogatori in caserma, gli investigatori sulle tracce del killer. Poi mi sono fatto cucinare magari ho dimenticato. Ecco qua. Allora, nuova carta d'identità, assalto ai comuni, l'iscritto siccome scatta questa carta d'identità, ma dimos l'articolo che vesti sul giornale e lo leghiamo dopo. Voglio informare Menzi, che errore, dire no al padrino, ora voglio tornare a Sanremo. Rosanna Fratello si racconta, musica, TV è una carriera infinita. Rosanna Fratello è ancora pronta a salire sul palco ed aiutarla sul palco. Ad aiutarla l'amico di sempre Cristiano Maggioglio. La cantante racconta la sua carriera da Sanremo ai rapporti con le colleghe, compreso quello complicato con Ornella Vanoni. Il canto a tenore è donna e piace anche agli uomini, La mia Sardegna, il trio di Ilaria Orefice. Questo trio invece che batte. Le tre donne, un esperimento, il canto a tenore, simbolo identitario della Sardegna, da sempre legato a una tradizione maschile, aperta una nuova interpretazione al femminile. Il video del trio, Ilaria Orefice, Martina Tidda, Vanessa Pisti, conquista i social e piace anche agli uomini, ma io della Pintesa, nella sapete teoria può preferire in Batoro. In Bisti l'hanno già cantato, un tenore in Batoro, purtroppo Bisti TV non fu presente in questa occasione, quindi non abbiamo documentazione. Sicurezza, decreto verso il via libera, dopo il voto arriverà il correttivo. A proposito di memoria storica, guardate bene che
tantos eventos o chi appunto non viene registrato poi se ne perde. Per esempio questo adesso il Cesarone Probania ha cantato un tenore di Eminas in visti, però non va a registrazione o a unirsi io non isco, si va per registrazione video, quindi non mi detto la memoria, ma sapete se cosa succede che in queste storie della privacy che mi cantano ogni tanto e sta a cancellare il mondo da questa storia. Sicurezza, decreto verso la il via libera, dalle scritte che non fa che ne questo decreto di sicurezza che praticamente è un stato di polizia, dopo il voto arriverà il correttivo mantovano, difende il testo, opposizioni parlano di pasticcio e diritti violati, a voglia che sono diritto violato. Bah. Zicangai zicana, chi la sente lo si a votare dopo. Trump alza la tensione a Hormuz, il presidente USA su Truth annuncia l'ordine degli attacchi alle navi minatrici. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth di aver ordinato alla Marina di sparare e affondare qualsiasi imbarcazione che stia posizionando mine nello stretto di Hormuz, mentre unità dragamine sono già al lavoro per bonificare l'area. La rotta resta al centro dello scontro tra Washington e Teheran, con blocchi navali contrapposti. L'Iran rivendica i primi introiti dai pedaggi. I primi introiti sono stati depositati, ha riferito un funzionario, spiegando che le tariffe variano in base al carico. Intanto gli Stati Uniti hanno sequestrato nell'Oceano Indiano la petroliera Majestic X, battente bandiera del Guyana e legata al contrabbando di greggio iraniano diretta in Cina. Sul fronte interno emergono tensioni nel regime iraniano tra correnti più moderate e ali intransigenti. L'Iran ha difficoltà a capire chi sia il proprio leader, ha scritto Trump, parlando eh, eh, di una lotta paterna pazzesca. Il presidente Masoud Pezeshkian ha però negato divisioni. Siamo tutti iraniani e rivoluzionari. Secondo fonti israeliane, il presidente del Parlamento Mohammad Baher Ghalibaf avrebbe lasciato la guida della delegazione negoziale. E beh, certo, non conta nulla. La companza Ian so spaldaran, la companza Ian e l'Inariana sue hacker. Gli atti, allora, qualamo ha costruito una pagina sbagliata, in posizione sbagliata, come abbiamo invece cominciamo dai suppos a nane verso il a largo, gli atti salvati dall'alluvione a Bitti fanno scuola al Salone di Firenze, la soprintendenza sarda in Toscana per raccontare il recupero del 2020. Allora, la soprintendenza archivista della Sardegna prenderà parte al 10° Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze che si terrà dal 27 al 30 aprile nella Fortezza dal Basso. Il 28 aprile dalle 10 si svolgerà il convegno I beni archivistici nell'emergenza, promosso dalla Direzione Generale Archivi in collaborazione con l'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro ente del Ministero della Cultura. Alla cerimonia interverranno la sovrintendente archivista della Sardegna Maura Picciau, i funzionari Consuelo Costa e Enrico Fenu che hanno seguito le operazioni di recupero dopo l'alluvione di Bitti del 2020 e Giulia Doni, restauratrice dell'Archivio di Stato di Cagliari, che presenterà gli interventi conservativi a cui sono stati sottoposti i documenti di Bitti. Scorreranno foto di cronaca ed arte in tema offerte sul tema, cioè cronaca ed arte sul tema, offerte da Silvia Comporesi. Dialogherà con loro Alessandra Fuccini, funzionaria restauratrice dell'ICPAL, e va bene che ha partecipato. Andiamo da innanzi, fai da molde attero, e cioè screening itinerante in 52 comuni
il camper della salute on the road, vabbè, in strada che era messo via. La ASL ripropone il tour di 24 tappe in tutta la provincia del poliambulatorio mobile, controlli a tappeto per prevenire i tumori della mammella, cervice e colon retto. Ovviamente poi questa è la nostra roba, Antonella Calvisi. Allora, l'azienda sanitaria ripropone gli screening itineranti contro i tumori alla mammella, al cervice e al colon retto. Dal 14 maggio il camper sanitario farà il giro del territorio per raggiungere le postazioni dei 52 comuni dell'ASL. Sono 24 le tappe in calendario, con altrettanti punti di concentramento per i paesi della zona. L'avvio dall'ospedale Zonchello, successivamente saranno raggiunte le baronie, il Nuorese, il Marghine, la Barbagia e il Mandrolesai. La chiusura sempre a Nuoro il 7 luglio. Bene, 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 ne siamo scontenti, sono belle cose. La fabbrica della filologia sarda, omaggio di intellettuali e accademici al lavoro di ricerca di Giancarlo Porcu sulla monumentale edizione critica delle canzoni di Pisurzi, uscita nel 2017. Il sardo è una lingua al pari di tutte le altre lingue nazionali e non ha bisogno di approcci speciali, folcloristici o localistici, o peggio etnocentrici, bensì di metodo e scienza. Per questo siamo d'accordo, però. Su 99 procenti sul sardo preferiscono di dare la lingua dei corrali solo, cioè di difendere la lingua del corrale e non la lingua nazionale sarda. Allora, bensì, a tale proposito è significativo come Giancarlo Porco dedichi ampio spazio all'aspetto linguistico. Padre di Maria Antonietta Mongiu, tratte dalla presentazione del volume La fabbrica della filologia sarda, l'opera di Giancarlo Porcu, le canzoni di Pisurzi, edizione Il Maestrale, un vero e proprio omaggio al lavoro certosino di Porcu Nuorese, classe 1972, laureato in lettere moderne all'Università di Bologna, dottore di ricerca in letteratura in letterature comparate all'Università di Cagliari, professione di editor, ha curato oltre 160 opere fra narrativa, saggi, saggistica e poesia, e ricercatore nel settore filologico letterario. Bene, ne siamo contenti di questa bell'opera di Giancarlo Porco. Nuoro, nuova emergenza in ospedale, sovraffollamento nei reparti, allarme dei medici e del sindacato infermieri NURSID, e quindi sovraffollamento dei pazienti, naturalmente mica dei dottori. Basta rimborsi fissi, la regione paghi per quello che si fa. Dessa emergenza 118, sistema 118, crescono le difficoltà nel reperire volontari per il servizio. A Nuoro mancano 100 medici, pensate un pacco, ospedali, l'analisi del DG Trota, al via gli screening oncologici, l'abbiamo già visto, già è stato l'articolo, il giornale, in servizio abbiamo circa 300 medici, dovrebbero essere almeno 400, ne mancano un centinaio. Non usa giri di parole, snocciola numeri con chiarezza, fa capire l'andazzo, il direttore generale dell'ASL di Nuoro, il campano Francesco Trotta, conferma tutto. All'ospedale San Francesco di Nuoro vi è un disperato bisogno di medici, bisogna creare una nuova narrazione per fare in modo che questa struttura ospedaliera sia di nuovo attrattiva, spiega Trotta. Va bene. Con il gruppo tutto femminile sfattiamo il tabù del canto a tenore. Il trio Ilaria Orefice reinterpreta la millenaria tradizione maschile. Si sta aprendo uno spazio nuovo. Tante donne sono orgogliose di noi.
vabbè, però noi sono un tenore, sono un gruppo di tre, insomma, sono un trio. Un esperimento che ha incantato Instagram. Il canto a tenore, simbolo identitario della Sardegna e da sempre legato ad una tradizione maschile, aperta ad una nuova interpretazione tutta al femminile. Il video del trio, guidato da Ilaria Orefice, insieme a Martina Tidia e Vanessa Pistis, è brevissimo, ma ha già acceso il dibattito su questa nuova frontiera, raccogliendo, attenzione, reazioni anche tra gli stessi cantori tradizionali. Cantante, ricercatrice vocale e insegnante, Orefice è tra le figure più attive nello studio e nella divulgazione del canto armonico e culturale, con esperienze e riconoscimenti anche a livello internazionale. E vabbè, complimenti su una bella iniziativa. Boom export aerospaziale. Per l'isola crescita del 400%. Chi vediamo mai pensare? Chi siamo l'esportatore aerospaziale. Gli Stati Uniti e Gran Bretagna i due partner principali, cioè praticamente esportiamo roba aerospaziale. I simboli esistono, poi ognuno sceglie se credere che dietro ci sia un disegno oppure che sia tutto frutto del caso. Da lunedì e fino a domenica l'azione artistica di Regione Cipsen è ospitata nel complesso del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci per la Milano Design Week. Si intitola Alma Water. Gioca sui suoni e i colori del mare e dietro alla finestra svetta il sottomarino Enrico Totti, costruito negli anni 60, un richiamo al mare pochi passi più avanti, visibile molto prima di entrare nel padiglione delle cavallerizze. In esposizione un razzo alto 30 metri e il lanciatore Vega utilizzato dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, per mandare in orbita piccoli satelliti fino ad una distanza di 2000 km. Cosa c'entra con la Sardegna? Che nell'ultimo anno l'export aerospaziale della Sardegna ha avuto una crescita, si perdoni la ridondanza spaziale, con un segno più di oltre il 400%. Il valore economico non attesta il settore come uno dei più importanti dell'isola. Nel 2025 ha raggiunto il 16,4 milioni di euro rispetto ai 5,1 milioni del 2024, ma l'aumento ha fatto drizzare le antenne agli osservatori dei trend delle imprese e agli addetti ai lavori. Numeri grandi, non ancora enormi, ma la crescita è rapidissima. Già nell'ultimo decennio l'aumento è stato il 222%, cioè praticamente questo razzo poi spingere già la navicella, insomma, l'hanno fatto in Sardegna. Affinità e nuovi affari tra Sardegna e Svizzera. Incontro bilaterale tra Cipnes e rappresentanti elvetici. I mercati, nautica, agroalimentare, start-up e rinnovabili, specialmente nautica. Dalla Lombardia a Olbia per l'università, perché sogno di trovare un lavoro nell'isola. La storia di Davole Nespoli, dalla piccola Briosco, si è iscritto in ingegneria navale ad Olbia. Ecco qua, questa carta d'identità, un attimo calcoliamo già in ok. Caos, carte d'identità, addio al vecchio modello, uffici anagrafe in tilt. Dal 3 agosto i documenti cartacei non saranno più validi. Nelle grandi città dell'isola sono 60.000 quelle da rinnovare. E quindi lo scomune travaglio al nastro. Non può ancora essere definita un'emergenza, ma è il rischio che gli uffici anagrafe dell'isola nei prossimi mesi possano andare in tilt
perché invalida richieste urgenti di rinnovo della carta d'identità. È sempre più concreto il rischio. Il motivo è la scadenza fissata al prossimo 3 agosto della validità della carta d'identità nella versione cartacea, compreso, quindi è andata a bolla cambiare. Allarme anche nei piccoli centri. L'ANCI punta a tutto sugli open day. L'ANCI punta tutto sugli open day. Falconi, le spese però sono molto alte, servono risorse aggiuntive. Open day este die dessa carta d'identità. L'emergenza non si ferma alle grandi città. Nei piccoli comuni la corsa per sostituire le vecchie carte d'identità cartacee rischia di trasformarsi in una prova di resistenza per gli uffici già al limite con poco personale e margini ridottissimi per assorbire l'ondata di richieste. Vediamo che cosa è plus, la carta d'identità. Allora, la rivoluzione del formato elettronico, le prime con il clip in circolazione dal 2001. Il percorso che ha portato alla scadenza fissa della scadenza fissa delle carte d'identità cartacee italiane è stato un viaggio lungo, scandito da tappe tecnologiche e obblighi sovranazionali con l'Europa che ha dettato i tempi per un sistema più sicuro e uguale in tutta l'Unione Europea. E quindi va bene. La CIE, carta d'identità elettronica, ormai è indispensabile. Come ottenerla e quanto costa? Per diversi servizi sostituisce lo SPID. Il prezzo va da 22 a 28 euro. In effetti lo SPID lo Borsa Sposta, a InfoCert, eccetera, eccetera. Borra assicuro che questa carta d'identità è il meta più facile. Magari è un po' difficile all'abilitare, però a chi te vuole abilitare dai qualcuno insomma che gli schifachere. Non è facile all'abilitare, però insomma che una fatta te la via resesiti. La CIE, carta d'identità elettronica, già da diversi anni è ormai quasi indispensabile, sostituisce lo SPID per numerosi servizi online dalle pubbliche amministrazioni dalle pubbliche amministrazioni. Ci sono ovviamente le funzioni svolte da sempre dai documenti di identità. Ritrovarsi con una carta non più valida è decisamente un problema. Se ad esempio si va in banca per effettuare un bonifico o all'ufficio postale per ritirare una raccomandata, bisogna averla a disposizione, altrimenti il rischio è di dover tornare a casa senza completare l'operazione. Per un controllo di polizia la carta d'identità elettronica è ancora più utile perché è dotata di chip biometrici. Un altro caso di utilizzo quotidiano è rappresentato dall'accesso online al portale dell'INPS che per verificare la propria posizione contributiva o per inoltrare domande di congedo parentale. Stesso discorso per l'Agenzia delle Entrate, per il 730 e per qualsiasi portale comunale quando si deve richiedere un certificato. Quindi este meta importante la Juca Vinasca su speed di InfoCert è impossibile a rinnovare, a cambiare la password, non si ha che in tempo arriva a su numero codice, ma non si ha che in tempo a iscrivere la password nuova è già iscadito, quindi tocca dell'umannare a quel paese, va bene. InfoCert, cancellare. A Banoa, regione e sindacati uniti, ora l'acqua resterà pubblica. Basta vedere qua che polemiche su scomune, non siamo pronti, non siamo voi, non siamo gai, ma poi su che conta teste chi l'unica manovra può che restare la saba pubblica, siete chi a Banoa, Torre Tesuinari che è stato dichiarato di aiuti di Stato, cioè che in Sardegna che hanno battuto a passaggio dei denari da essa regione a appunto a un ente chieste nazionale sardo, beh aiuto di Stato. Quando invece lo Stato italiano finanziata all'Italia, a ITA o Trenitalia, possono essere aiuto di Stato. Questo aiuto di Stato satiro. Tre sindaci, Orgosolo, Mereu, Arza e Falconi, la scelta di non partecipare al voto di
di Falconi, anche presidente dell'ANCI, ha creato perplessità. Certo che queste perplessità. La stessa astensione senza Arsan ma con Rotelli è stata espressa nella parte straordinaria dell'Assemblea, cui Falconi ha motivato la sua scelta come espressione della volontà del suo Consiglio Comunale, che non ha ritenuto chiari i documenti presentati. Vabbè. Suicidio assistito, assistito, il caso Sardo, la SL prende in carico Vittoria Meschina, non ve la che posa vivere, nominata la commissione che valuterà la paziente affetta da sclerosi multipla. Il team dovrà ora verificare se esistono i requisiti per accogliere l'istanza. È dalla famiglia però Naran, ma noi non sappiamo nulla. La famiglia Gammone ancora non ha ricevuto alcuna comunicazione formale. La donna di 84 anni ha chiesto a febbraio l'applicazione della legge regionale. Dermatite, la zona rossa si allontana, meno male, insomma, la regione, niente restrizioni, la situazione epidemiologica resta stabile. Nel Sarrabus, conclusi gli abbattimenti, e non si registrano nuovi focolai, ma insolubato, solmalaido, eccetera. Non è gai che funziona, non è gai. Aeroporto in vendita, privatizzare Cagliari è fuori da ogni logica, ma non ha importanza. Este fuori, intro dessa logica, dessa potere, dessa politica. Poi che sia una cosa conveniosa te conta, tanto mica paccanissero, paccamo noi. Sul ruolo della regione con il 9% non decide nulla, vi pone pure 30 milioni di euro. L'economista Arrigo, l'operazione mira al profitto e non allo sviluppo. E certo, però la H insomma è già l'operazione. Sanità, il PD narrata, il sistema può collassare. E quindi non si sono fatto sconvincere da ESO il discorso del Todde. Il documento 10 giorni dopo l'intervento in aula di Todde, nuovo rischio di frizioni in maggioranza. La relazione DEM sulle criticità da superare, 100 milioni nelle variazioni di bilancio. A Banoa il controllo ai comuni, dagli azionisti sì alla restituzione degli aiuti di Stato. Non basta della soluzione. Elezione diretta, primo via libera, le Maddane della Sas Provincia, in commissione l'ok alla proposta di legge nazionale. Primo via libera alla proposta di legge nazionale per il ritorno all'elezione diretta delle province e nelle città metropolitane. Il testo è stato votato all'unanimità dalla Commissione Autonomia presieduta da Salvatore Corrias, PD. Il provvedimento introduce un'integrazione all'articolo 43 dello Statuto Speciale della Sardegna, prevedendo la possibilità di disciplinare con legge regionale l'elezione diretta negli enti di area vasta, e cioè de provincia, grazie insomma alle specialità del statuto regionale. Con l'AMU della politica internazionale, qualche cosa l'abbiamo già anticipata, allora no, che io questo scommetto, dice che va per qualche cosa che non fanno bene, tutto a posto. Trump distrugge i posamine, ma perde il Ministero della Marina. Tel Aviv, se gli USA danno l'ok, riportiamo l'Iran all'età della pietra. Cioè, gli israeliani sono pronti, ma compreso in cui dai come hanno sogliato là. La tregua teorica che tiene sospeso il Golfo Persico, mettendo in crisi l'economia mondiale, non vale a Hormuz, dove si sta consumando una prova di forza tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump ha ordinato alle sue forze armate di distruggere le posamine nemiche che ostacolano il transito nello stretto, mentre il blocco navale ai porti del regime continua ad operare, costringendo decine di imbarcazioni ad invertire la rotta. Gli USA possono ora contare sulla portaerei George Bush, che ieri, dopo aver operato in Madagascar, è arrivata in Medio Oriente
a rafforzare la presenza militare americana nell'area, ma al contempo perdono il capo della Marina John Pelan, miliardario e importante finanziatore della campagna del presidente, silurato con una breve telefonata dal ministro della difesa Peter Higgs. E quindi va perdenne pesto Trump. Caro carburante, l'AI al governo, Sardegna dimenticato. Bah, cosa da non credere, ma si lamentano un po' su 41 bis, non va problema, cioè si dimentica un po' questo, ma anche a voi sono galiotto, adesso 41 bis già non si dimenticano di sicuro. Replica di Deida, Fratelli d'Italia, l'esponente del PD cita solo alcuni vettori, ma le dichiarazioni della di Ryanair Michel O'Leary, che si uniscono a quelle di altre compagnie, operatori turistici e sindacati, fanno cadere definitivamente la narrazione rassicurante del governo. Il rischio di una crisi negli approvvigionamenti di carburante per il trasporto aereo è reale e già nelle prossime settimane potrebbe incidere sulla regolarità dei voli e sulle prenotazioni estive. Così il deputato sardo del PD Silvio Lai, a cui risponde il collega di Fratelli d'Italia Salvatore Deida, presidente della Commissione Trasporti. Il parlamentare Lai sembra scrivere i propri comunicati limitandosi a sfogliare i quotidiani e assemblando concetti con il copia e incolla pur di accusare il governo. Guarda caso non vengono citate le posizioni di altri vettori come Svizzera Aerei, ITA e Air Italia. Per l'AI il fronte di fronte all'allarme lanciato da uno dei principali operatori in Italia, le parole di Matteo Salvini e Alfonso D'Urso risultano non solo deboli ma profondamente irresponsabili. Salvini è ministro dei trasporti, premiato lo scalo sulle lo scatto, scusate, vabbè, questo no, pacco importante. Svolta USA, questo invece è estremamente interessante. Allentate le restrizioni alla marijuana, cioè il proibizionismo, insomma. Donald Trump vara la svolta sulla marijuana con un allentamento delle restrizioni che la classificano come droga meno grave per favorire la ricerca medica. Il procuratore generale Todd Blanc è a pochi giorni dall'ordine esecutivo del TICUN per accelerare la revisione di alcune sostanze psichedeliche in quanto potenziali terapie, ha annunciato che il Dipartimento di Giustizia sta riclassificando con effetto immediato la marijuana approvata dalla FDA e quella autorizzata a livello statale, spostandole dalla tabella 1 alla tabella 3. In altri termini, la cannabis, a lungo valutata al pari dell'eroina, passa adesso in quella categoria che include comuni antidolorifici su prescrizione in base all'ordinanza del Dipartimento che non depenalizza l'uso ricreativo della marijuana su tutto il territorio degli Stati Uniti, ma comunque la classifica diversamente. Vabbè, è una buona cosa comunque. Regno Unito, fumo vietato a chi è nato dopo il 2008. Cioè, guardate bene, quindi in Inghilterra sono facendo una guerra contro il tabacco veramente importante, una generazione libera dal fumo per legge, nella speranza di riuscire ad alleviare il peso delle malattie legate alla dipendenza da tabacco su un sistema sanitario nazionale già sovraccarico. È l'obiettivo della normativa ad hoc senza precedenti in un grande paese d'Europa, varata definitivamente a Westminster dopo gli annunci degli anni scorsi e un lungo iter parlamentare per mettere al bando vita naturale durante l'acquisto e il consumo di sigarette di ogni tipo da parte di tutti i britannici oggi 17enni nati dopo il 2008. L'iniziativa, predisposta a suo tempo dal governo conservatore Rishi Sunak,
dopo la svolta salutista del predecessore libertario Boris Johnson, è frutto di un testo riveduto e corretto in chiave ancora più rigorosa dall'attuale compagine laburista di Keir Starmer, testo che ha ricevuto il via libera conclusivo sia dalla Camera dei Comuni sia da quella dei Lord ed è stato inviato in queste ore al Re Carlo in veste di capo dello Stato per il necessario automatismo istituzionale della controfirma. E quindi da chi è scritto che ora da che 7 anni non potete comprare sigaretta. In questo terminiamo il tema di oggi e non diamo l'appuntamento torna a casa. Però poniamo la musica. Ecco. Chiaramente vedete essere oggi è la diretta, adesso collage, cucine di campagna, naturalmente si mi la che fa, che le capo dato bene come tutto coperto dai copyright, io Bitcoin, ho vinta di nulla, insomma, e ho trasmesso in diretta sul concerto, poi dimmi, insomma, terminare anche studiare tutto, che studio tutto, a mentre il video di buona tutto, dai, BST TV, addio, e mentre a crash.